grazie al sacrificio di tante persone che si sono vaccinate e, non ascoltando l'assessore Donazzan, hanno preso il Green Pass e grazie al Green Pass hanno potuto contenere e contribuire a contenere il virus, a partire dai tanti datori di lavoro che si sono arrampicati sugli specchi per riorganizzare le loro imprese sulla logica del Green Pass. Grazie a queste persone e alla tenuta del sistema attraverso il Green Pass, a cui l'assessore Donazzan è contraria e che oggi in piena crisi democratica ed economica, anziché pensare al costo carburanti, si mette a raccogliere le firme contro il Green Pass. Lei parla, io ho già pensato fanno i ottobre contro il Green Pass, il Green Pass, sì, certo. Cioè grande priorità del Paese, quindi certo. Grazie a tutte queste persone il virus non fa più paura. La guerra oggi fa paura doppiamente perché? Per le questioni di natura democratica, di dramma umanitario, dell'accoglienza dei profughi, ma soprattutto secondo me fa paura perché arriva subito dopo la pandemia. Cioè non che in contesto normale fosse accettabile, ma arriva e ci travolge in una fase storica, economica e sociale che ci ha già visto al minimo possibile. Oggi al dramma della pandemia, proprio nel momento in cui sembrava ci siamo illusi di poter ricominciare una sorta di normalità, dobbiamo fare i conti con questa nuova emergenza. Per questo fa molta paura, perché le diseguaglianze di cui si parlava prima, che sono strutturali, non è che le abbiamo scoperte dal febbraio del 2020, le diseguaglianze tra territori, tra generi, tra generazioni, tra chi se l'ha potuta permettere la sanità e chi se l'è dovuta pagare, anche in questa regione, sono cose strutturali. La pandemia ha funzionato come lente di ingrandimento, ce le ha messe sotto gli occhi e le ha amplificate quelle diseguaglianze. E oggi arriviamo alla vigilia dell'economia di guerra, perché quella che stiamo vivendo in queste settimane è l'inizio dell'economia di guerra, ancora la dobbiamo sperimentare, perché il peggio, se non si ferma l'invasione russa, deve ancora arrivare. Ci arriviamo già col minimo di energia possibile. L'imprenditrice prima diceva 1 mese, 2 mesi, non di più. In un contesto normale ovviamente la resistenza e la resilienza sarebbe diversa. Quindi oggi la guerra fa 2 volte paura, perché rischia di dare un colpo davvero da cui si fa fatica a riprendersi. Per questo, e chiudo davvero, è necessario, torno a dirlo, il PNRR, perché le risorse o sono quelle o non ci sono, e intervenire immediatamente sulle emergenze. Il decreto del governo di venerdì è fondamentale. Io penso che anche qui dobbiamo orientarci su misure tipo quelle di cui si citava prima della Croazia. Ci sono le bollette che oggi arrivano con i conguagli, quindi con l'energia non solo acquistata ma consumata 6 mesi fa al prezzo di oggi. Qua stanno le speculazioni anche. Io dico, su questo il governo deve intervenire con una mano ferma, ma non tanto e soltanto perché è in gioco la sopravvivenza del Paese, ma per una questione di equità, perché i costi non possono essere sempre scaricati sui più fragili.